Nel giorno di Pasqua saremo come sempre presenti. Domani mattina dalle 10 Antenna 3 trasmetterà in diretta dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, portandola così nelle vostre case e in quelle di tutto il Veneto e del Nord-Est, la solenne messa pontificale presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. È stato lo stesso Patriarca a raccontare i sentimenti che precedono questa celebrazione, per i cristiani la più importante dell'anno. Un po' di tremore e timore guardando alla situazione del mondo che sembra complicarsi progressivamente, guardando però alla luce di chi ha salvato il mondo e con la responsabilità di chi sa che il mondo è salvato se un messaggio, se un dono, quello di Cristo, viene fatto proprio dagli uomini. Allora la celebrazione bella della Pasqua è proprio questo: chiedere al Signore di dare la forza agli uomini, a tutti gli uomini, a ogni comunità, di poter partecipare della visione pasquale di una pace che non è solo assenza di guerra, anche se in questo momento sarebbe già molto, ma una pace che sia giustizia, che sia anche serenità, felicità, quel bene che la Shalom è il dono pasquale del Signore risorto. Appuntamento quindi con tutti voi nostri telespettatori domani mattina. Se ce lo può dire un passaggio della sua omelia particolare? Il passaggio della mia omelia è proprio quello di dire che il cristiano e la comunità cristiana è segnata da una certezza che non è un ottimismo umano, ma che è la fede nel Signore risorto come realtà che ci sta dinanzi, ci precede, ma anche ci sostiene. Questo è il messaggio centrale della omelia di Pasqua, che si unisce poi anche a tante piccole riflessioni che riguardano la nostra Chiesa particolare, la Chiesa universale.